Domenica scorsa si è svolta nella città di Pordenone una manifestazione sportiva che ha portato in città centinaia di atleti e migliaia di persone al loro seguito. Una manifestazione importante e molto sentita a Pordenone. Quel giorno era stato indetto uno sciopero del corpo dei vigili urbani, che, come abbiamo saputo ex post, è stato uno sciopero molto partecipato, fino all'80% di adesioni. Ora, la manifestazione sportiva nella città di Pordenone si è svolta ugualmente. Io ritengo in maniera sbagliata e inopportuna e anche con margini di rischio. Ma a garantire la sicurezza è stato chiamato, più o meno come sempre, appunto, sono stati chiamati i volontari della Protezione Civile, che però tutti quanti noi sappiamo, e soprattutto l'assessore che ha delega alla Protezione Civile sa, che i volontari hanno una funzione e un ruolo sussidiario, cioè di aiuto a chi svolge e chi ha determinati ruoli, come per esempio il corpo dei vigili urbani. Non possono, i volontari della Protezione Civile, non possono in alcun modo sostituirsi a, ma essere solo a supporto di. Quindi io mi chiedo a questo punto, e interrogo l'assessore che ha la delega alla Protezione Civile, innanzitutto cosa pensa della funzione, qual è la reale funzione a questo punto dei volontari della Protezione Civile in considerazione di questo che secondo me è un episodio increscioso. Grazie Presidente. Grazie consigliere Capozzella. Assessore Riccardi, prego. Ci riferiamo ad una richiesta di supporto da parte del volontariato di protezione civile per la manifestazione oggetto di interrogazione che è stata avanzata dalla Polizia Municipale di Pordenone il 18 agosto 2021. La nota di richiesta, come da prassi, indicava il riferimento dell'operatore di polizia locale responsabile delle attività che avrebbe coordinato i volontari. La richiesta è conforme rispetto alle circolari che regolano la materia e pertanto è stato espresso nulla osta da parte della Direzione regionale della Protezione Civile all'attività tramite il portale. Si precisa che la Protezione Civile della Regione assicura costantemente la formazione dei volontari, in particolare per quanto riguarda le attività che gli stessi possono svolgere e quelli che per questioni di copertura assicurativa non possono svolgere. In particolare le attività consentite in base alla circolare 7619 del 16 giugno 2004, aggiornata al capitolato Assicurazioni 2020, sono prevenzione, addestramento, formazione, formazione informativa, esercitazione, attività in emergenza IB, attività di supporto richiesta dal Comune. Attività di protezione civile Ope Legis vengono attribuite in corso di contratto alla protezione civile della Regione. L'attività svolta da parte del sistema di protezione civile è quindi stata regolarmente richiesta ed autorizzata per quanto riguarda invece quello che attiene al coordinamento sul campo da parte della polizia locale. Queste attività ricade nell'ambito delle competenze dello stesso corpo e rimane sotto la responsabilità del comandante. Grazie Assessore. Consigliere Capozzella. Sì, la ringrazio Presidente. L'assessore ha sostanzialmente detto quello che avevo già detto io in premessa, spiegando l'interrogazione, quindi non posso essere soddisfatto perché poi l'assessore non è entrato nel merito dell'episodio e neanche di quelle che sono le funzioni e le prerogative della protezione civile. Voglio dire all'assessore e ricordargli che i volontari della protezione civile non sono crumiri. Grazie Presidente.